Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 4, campionato B-Win e posticipo di lusso al Castellani tra Empoli e Samp, una rivincita per Azzori caduto nei quarti di Coppa Italia, un nuovo esame, tanta voglia di ricominciare per Raietti dopo 2 sconfitte consecutive con Pescara e Brescia. Empoli con un cambio atteggiamento ma solo qualche uomo fuori, Valdifiori e Dumitru, dentro Saponara e Mecelizza in coppia con Tavano. Nella Samp c'è l'esordio di Pasquale Foggia e recupero di Palombo in mezzo al campo, fuori Bentivoglio, in attacco avanti con la coppia Pozzi-Bertani. Subito al Samp, 5 minuti e 15 secondi, la rete di Nicola Pozzi, la rete numero 3 per lui, grandissimo assist di Franco Semioli, poi Pozzi la mette dentro di testa, non esulta ma c'è l'errore anche di Stovini, ecco il replay, Semioli perfetto il suo cross, perfetto anche lo stacco di testa di Nicola Pozzi che non esulta per rispetto dell'Empoli. Poi la traversa di Tavano al 7° minuto, subito la reazione degli uomini di Aietti, grandissimo assist di Regini ma la traversa dice di no a Tavano, poi ci prova ancora l'Empoli con Saponara che salta Semioli, ci prova dalla distanza col destro, tiro alto sopra la porta di Romero. Minuto 17 però è ancora Samp, ancora Semioli per Bertani, errori di Tonelli dentro l'area piccola, ci prova Bertani e fa centro, quarto gol per lui, 4 gare sempre in rete. Bertani perfetto su Tonelli, qui forse Pelagotti sbaglia, esultano i tifosi della Samp. Perfetto Bertani, 2-0 per la squadra di Azzori che ci prova ancora con Bertani, ma il pallone questa volta finisce alla destra, fuori alla destra di Pelagotti. Poi ancora l'Empoli al 32esimo con Tavano, salta Cardi, ci prova dalla distanza ma è facile per il portiere argentino bloccare. Minuto 38 però c'è ancora l'Empoli, la reazione, ancora una volta Saponara, cross perfetto in mezzo all'area di rigore, la deviazione decisiva di Castellini, però la palla entra e 2-1 Tavano, ecco il replay perfetto, ancora una volta Saponara che salta Costa, pallone nel mezzo, non sbaglia questa volta al volo Tavano ma la deviazione decisiva di Castellini inganna Romero. Nel finale ancora l'Empoli ancora una volta con Saponara ma questa volta Romero è attentissimo e dice di no, perfetto l'assist di Tavano. Nella ripresa comincia subito l'Empoli in avanti, Empoli che cerca il gol del pari, c'è un'azione dubbia nella di rigore, cade Tavano, contatto con Castellini sul ginocchio secondo Giancola di Vasto, non è calcio di rigore, protesta tantissimo Aglietti, poi si prosegue e al 9° minuto c'è ancora una volta la rete della Samp, ancora con Nicola Pozzi, perfetto ancora una volta Semioli su assist basso, non sbaglia Nicola Pozzi, quarto centro stagionale per lui che raggiunge così Bertani, la coppia d'oro della Samp. Al minuto 23 poi ci prova ancora però l'Empoli, è Tonelli questa volta a sbagliare però di testa, Volta e Costa si addormentano, per fortuna il pallone esce, poi ancora al 32esimo ancora Tavano sbaglia, Dumitru era in mezzo all'area di rigore, si mette la mano nei capelli, continua l'Empoli ancora con Tavano, sempre da sinistra, pallone nel mezzo, prova Dumitru di testa, pallone questa volta sopra la traversa. Poi però al minuto 41 mentre Azzori si lamenta con la propria panchina, ancora una volta Bertani per più Vaccari che ha preso il posto di Pozzi, area di rigore, lanciato a rete, Regini lo secondo l'arbitro è calcio di rigore, cartellino rosso diretto per Regini, dagli 11 metri si presenta Pio Vaccari, tiro forte, potente ma centrale che sbatte contro la traversa. Finisce praticamente così la gara, Samp che vince ancora, Samp terza a 8 punti, è stato prossimo c'è il Grosseto, Empoli fermo a 3 punti.